L'agenzia a scandire una strage che non ha termine. Volti di donne, straniere, italiane, ricche, meno ricche, non c'è differenza. Sfondo da spinta al gesto più estremo. In aria una donna kamikaze che ha tirato l'UNESCO in Roma nella zona dei stipendi da pagare. una carneficina, secondo l'agenzia Intertax, 18 morti e almeno una quarantina. Situazioni personali e situazione economica generale. Gli stipendi da pagare. Organizzato per ottenere il massimo della devastazione. La donna si è fatta esplodere nell'orario di massima affluenza in un periodo caratterizzato. Ancora la crisi fuori da sfondo e da spinta al gesto più estremo. Diventa tutto corrotto, la gente onesta non ha un posto. In questo mondo di violenza trionfa sempre la delinquenza. Politici che promettono promesse che non mantengono. Tasse che aumentano, persone che si ammazzano. Kamikaze esplosivi, sempre pronti a farsi esplodere. Si ha paura di uscire, non tornare e morire. Donne stuprate e uccise senza trovare un vero colpevole. Spaccio fuori alle scuole, ma in che mondo noi viviamo? In che mondo noi viviamo? Avremo su tutto quello che succede. Si fanno guerre inutili al solo scopo di interesse. Sono delle macchine, dei veri mercenari, sempre pronti a sporcarsi le mani. Kamikaze esplosivi, sempre pronti a farsi esplodere. Si ha paura di uscire, non tornare e morire. Donne stuprate e uccise senza trovare un vero colpevole. Spaccio fuori alle scuole, ma in che mondo noi viviamo? In che mondo noi viviamo? Vite che si spezzano e loro se ne fottono. Famiglie che piangono, ma i figli non ritornano. In che mondo noi viviamo? In che mondo noi viviamo? Ora basta. Basta a essere impazzite che picchiano bambini. Non c'è più religione se pensa la ragione. Se vorremmo elencare tutto quello che succede non finiremo mai, racconteremo solo male. In che modo